La spiaggia di Caorle, delle tavole imbandite per una nuova puntata di Agricoltura Veneta, benvenuti. Due gli argomenti di questa settimana: il primo tipici da spiaggia, il secondo uova vere ma anche uova, diciamo così, vegane. Primo argomento, dicevamo, tipici da spiaggia. Siamo qui a Caorle, siamo con il presidente di CIA Venezia, Paolo Quaggio, che qui ha organizzato di fatto questo appuntamento. Perché è importante questo appuntamento che arriva per il secondo anno, presidente? Prima di tutto bisogna eliminare il fatto che ogni volta che si parla di metterci insieme si vede subito quello che non va. Perché è un tentativo, secondo me, azzeccato di cercare di riunire settori diversi dell'economia in maniera da vedere quali che sono i punti di contatto rispetto a quello che può essere un progetto di collaborazione. Direttore Cancelliere, ma perché avete proprio scelto Caorle? Che avevamo già fatto un'iniziativa a fine luglio a Chioggia, quindi nell'area più sud. Abbiamo deciso di anche privilegiare l'area più a nord del confine verso San Michele al Tagliamento, e abbiamo scelto Caorle come epicentro anche rispetto a Jesolo, Eraclea Mare e appunto Bibbione. Ecco, un comparto, quello turistico, soprattutto quello balneare, che è un grande motore attrattivo del turismo. Quanto riesce a trainare l'agricoltura e quanto invece l'agricoltura può trainare questo turismo? Sia la parte turistico-balneare sia il mondo agricolo devono trainarsi a vicenda. L'entroterra deve essere visto come un qualcosa in più per il turista che beneficia di questo spettacolo di posto, anche dove siamo. La voglia di passare e di vedere anche nell'entroterra le meraviglie che abbiamo, anche meraviglie enogastronomiche, imprese agricole di assoluta qualità, e qui ne abbiamo degli esempi innumerevoli. Deve essere un quid in più da offrire al turista. Grazie, adesso i titoli. Qui solo a Caorle ci sono 400 aziende che, diciamo, vivono e lavorano in turismo. Sì, stanno affrontando quotidianamente una stagione difficile da un lato, chiaramente, perché dobbiamo offrire ai nostri ospiti una vacanza serena, una vacanza sicura, però anche con grande soddisfazione, perché in effetti i numeri delle presenze sono molto molto positivi quest'anno e di questo siamo molto contenti. Ecco, questi tipici da spiaggia, la promozione di un territorio che poi viene servita a tavola. Questo è un binomio che deve fortificarsi. Sì, assolutamente sì, perché dobbiamo pensare che l'enogastronomia è diventata anche un importante strumento di promozione del territorio, quindi non soltanto lo identifica ma anche lo promuove. Per una località, tra l'altro, che vive di turismo, è quindi fondamentale pensare che accanto a mare, sole, spiaggia ci deve essere anche tutto il comparto dei prodotti e ci deve essere tutto il comparto dell'enogastronomia. Questa è un'offerta vincente. Ma ci riusciamo oppure come al solito lavoriamo per campanili? Facciamo fatica a fare squadra, questa è la nostra grande sfida. Presidente Berton, il turismo e l'agricoltura non sono delocalizzabili? Sì, assolutamente. Il turismo, è sempre bene ricordarlo, è la prima industria della nostra regione, una componente fondamentale di questo primato economico. Anche l'agricoltura ha queste caratteristiche, sono ricchezze che vengono prodotte sul nostro territorio e quindi con delle ricadute occupazionali assolutamente importanti. E quindi decine di migliaia di posti di lavoro sulla costa per quel che riguarda il turismo, dalle foci del Tagliamento al delta del Po. Parliamo di 12 meravigliose spiagge, quasi il 50% dei numeri del primato turistico della nostra regione, che in qualche modo può essere sintetizzato in 35 milioni di presenze, quasi 10 miliardi di PIL. A fine stagione potremo dire che avremo chiuso in doppia cifra con il segno positivo rispetto al 2020 e saremo quasi in linea con i numeri del 2019. La stagione si può allungare con le manifestazioni, cercando appunto di accorpare all'inizio e alla fine dei momenti di confronto e di approfondimento, di scoperta del nostro territorio come quello di oggi. Grazie Presidente, adesso le notizie. Assessore regionale Francesco Calzavara, questo turismo, il turismo veneto, è maturo, è troppo maturo? No, è un turismo forte, perché se riusciamo a fare 72 milioni di presenze turistiche in un anno siamo la prima regione in Italia, ma rischia in alcuni casi di diventare un turismo maturo e quindi un turismo che perde attrazione, e per far questo manifestazioni come quelle che abbiamo visto oggi credo che siano assolutamente interessanti. Riuscire a far sì che il turismo esperienziale, che è la nuova frontiera di quello che oggi si parla a livello internazionale, possa trovare attraverso
i prodotti del nostro territorio una capacità di attrazione che riteniamo sia assolutamente forte. Si può allungare la stagione estiva, la stagione balneare? La stagione si può allungare solo se riusciamo a raccontare quello che c'è dietro di noi, quando il sole, il mare, la bronzatura non basta più, e allora in quel momento l'esperienza di vivere il paesaggio, il territorio e gli odori, sapori dei nostri prodotti, dei nostri vini sono di assoluta attrazione. E con l'eurodeputato Rosanna Conte parliamo di Europa. Ripeto una frase che sento dire spesso a Bruxelles: il cibo è un'opportunità per il nostro territorio, perché il Made in Italy è un prodotto che va bene a tutti, che piace a tutti gli Stati membri. Noi siamo qui oggi a parlare di tipicità dei prodotti veneti. Sfida della sfida che si sta presentando, l'hamburger finto, prima delle vacanze si parlava di salmone finto, tutti prodotti che vengono costruiti in laboratorio. Dobbiamo evitare che le grandi lobby di mercato vadano a sostenere questi prodotti, ed è questo il problema. Noi dobbiamo guardare il nostro piccolo. In Europa adesso si parla tanto di farm to fork, cioè dalla terra alla tavola, dal mare alla tavola. Questo dobbiamo cercare di sfruttarlo al meglio, in modo tale che evitiamo così di mangiare prodotti artificiali. Grazie onorevole, adesso noi vediamo un servizio invece dedicato al vino e a un cultore del vino e della vite, dopodiché un po' di pubblicità e poi riprenderemo nella seconda parte parlando di uova e partendo proprio da uova vegane, ovvero non fatte dalle galline.